La Regione interviene su 11 comuni, 8 diventano zona rossa e 4 arancione per frenare l'avanzata del virus. Preoccupa la situazione a San Giovanni in Fiore. Il primario di malattie infettive dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro invita i giovani a rispettare le misure anticontagio. In Calabria la situazione sta migliorando, attenti a non sciupare tutto. La denuncia del consigliere regionale Aieta, focolaio nel centro Covid di Cetraro, c'è troppa promiscuità. Chiarito il disguido relativo alla partita di vaccini ritirati nella farmacia territoriale dell'ASP di Cosenza. È solo un problema di normale autorizzazione del Ministero della Salute. I sindaci chiedono l'immediata revisione della rete ospedaliera e la riapertura delle strutture sanitarie chiuse. Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli: limitazione agli spostamenti sia delle persone fisiche, anche sospensione delle attività scolastiche in presenza in 8 comuni che sono diventati zona rossa da un'ordinanza del presidente facente funzioni Nino Spirli. 4 invece sono diventati ancora zona arancione, tutto per frenare l'avanzata del virus. Il primo paziente Covid arriva in serata nell'ospedale da campo di Vagliolise. Si tratta di un trasferimento dal pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza, un soggetto con difficoltà respiratorie ma non in condizioni critiche, così come previsto dalle linee guida stilate durante la riunione di coordinamento tra il colonnello medico Tirico e la direzione sanitaria del nosocomio cosentino. Questa mattina un secondo trasferimento. L'ospedale militare, lo ricordiamo, ha 40 posti disponibili più 3 in terapia semi-intensiva, 8 i medici che operano nel padiglione ospedaliero, 12 infermieri più altri operatori. Ripiombano in zona rossa 8 comuni calabresi, questa volta in forza di un'ordinanza regionale, provvedimento valido fino al 12 dicembre, per alcuni centri dove si è registrata negli ultimi 10 giorni un'incidenza di nuovi casi che in relazione alla popolazione residente richiede un rafforzamento delle misure di prevenzione. I comuni sono Bagnara Calabra, Platì, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Isola Caporizzuto, Pallagorio, Cotronei e Mileto. Scattano i divieti che abbiamo imparato a conoscere nel corso della prima fase e all'inizio della seconda, nei comuni interessati da focolai. Il divieto dell'allontanamento e di spostamento dal comune verso altri, salvo che per determinate esigenze come lavorative e di salute. Il divieto di accesso al comune, salvo che per operatori sanitari e forze dell'ordine. La chiusura di molte attività commerciali, tranne edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. La sospensione delle attività di ristorazione e le attività scolastiche in presenza. Misure di prevenzione in forma meno accentuata nelle zone arancioni, Pizzo, Rombiolo, San Gregorio di Pona e San Costantino Calabro, spostamenti vietati dalle 21 alle 5. I problemi di promiscuità tra pazienti Covid e no Covid nell'ospedale di Cetraro hanno portato il commissario straordinario dell'ASP di Cosenza a disporre la realizzazione di un tunnel per l'accesso ai pazienti Covid, lavori già autorizzati per un importo di 122.000 euro. Sono 5 i casi registrati a Rende all'interno del corpo della Polizia Municipale. I soggetti sono tutti asintomatici. Parliamo invece adesso del bollettino regionale, perché rallenta la diffusione del virus nella nostra regione. I nuovi positivi sono oggi 230, in calo di 88 rispetto a ieri, ma si registrano 10 vittime. Diminuisce seppur di poco il numero delle vittime e dei contagi in Calabria nelle ultime 24 ore. Sono 230 i nuovi positivi, mentre sono 2.958 i tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono in totale 17.262, quelle negative 339.689. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 80 a Cosenza, 35 a Catanzaro, 33 a Crotone, 15 a Vibo Valentia e a Reggio Calabria 67. Diminuiscono i ricoveri ospedalieri sia alla luce dei decessi che del numero di guariti. Sono 393 in reparto, mentre 36 in terapia intensiva, 10 in totale i decessi di oggi, così suddivisi: 6 nel Cosentino e 4 nel Catanzarese. Lo dicevamo, preoccupa anche nei titoli la situazione di San Giovanni in Fiore, l'aumento dei casi positivi, tant'è che si ipotizza anche l'istituzione della zona rossa. Noi abbiamo intervistato il sindaco Rosaria Succurro, ci sono informazioni discordanti fra gli attuali positivi e i numeri che effettivamente vengono dichiarati. Sentiamo.
Tra i comuni che si trovano a gestire una fase di recrudescenza del virus figura San Giovanni in Fiore. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP sta analizzando i dati e non è escluso possa chiedere addirittura la zona rossa. Decisione è questa, auspicata da più parti, visto l'alto numero di contagi. Il sindaco della città, Rosaria Succurro, però getta acqua sul fuoco e spiega che la situazione non è come la si descrive. Questa mattina sono stata all'ASP di Cosenza per sincerarmi di quelli che sono i dati che vengono trasmessi dall'ASP. Proprio quelli di ieri riportano 75 nuovi contagi, in realtà si tratta di 7 nuovi contagi, gli altri sono persone che già con un'apposita ordinanza da me stessa firmata erano in quarantena già da qualche settimana, quindi positivi che noi già conoscevamo. È un dato importante perché questo può generare anche un'informazione diversa e ovviamente eventualmente portare, e fortunatamente questo è stato scongiurato, San Giovanni in una zona rossa. Tuttavia noi chiediamo ai nostri cittadini sempre di stare molto attenti. Sto preparando un'ordinanza di chiusura delle scuole, questo proprio a tutela della comunità. Ma quanti sono attualmente i casi registrati a San Giovanni in Fiore? Qui le informazioni sono discordanti, anche se in città si sostiene che il numero abbia abbondantemente superato i 250, ma anche qui il sindaco Succurro fornisce una versione diversa. Gli attuali positivi sono intorno ai 200. Ora è chiaro che la città si trova alle prese con una situazione difficile che coinvolge anche l'ospedale, dove fra medici e infermieri i contagiati risultano essere tanti, a tal punto che sembra siano stati addirittura bloccati i ricoveri. Questo succede a San Giovanni come succede in tutti gli ospedali. Io ringrazio i medici per il grande lavoro che loro fanno, però anche loro sono degli esseri umani, anche a loro può capitare di contagiarsi. È naturale che quello che si chiede è che vengano sostituiti e a San Giovanni la battaglia che stiamo portando è anche quella di avere il reparto Covid. Proprio nei giorni scorsi il commissario Bettellini è venuto a fare un sopralluogo, la struttura è tecnicamente pronta, si tratta soltanto di avere il personale e ci auguriamo, e questa mattina sono stata all'ASP anche per questo, di averlo a breve. Questo potrebbe essere un ulteriore supporto proprio al lab di Cosenza. Parliamo invece adesso di altri 2 pazienti trasferiti oggi dall'Annunziata all'ospedale militare di Vagliolise a Cosenza. La situazione all'interno del nosocomio Bruzio sembra essere sotto controllo. L'appello del Covid Manager a non vanificare i sacrifici fatti proprio per fronteggiare la seconda ondata della pandemia. Si liberano alcuni posti nei reparti di terapia intensiva e subintensiva dell'Annunziata di Cosenza, un buon segnale per i sanitari che da giorni fronteggiano con armi spuntate, ossia con pochi medici e infermieri, la seconda ondata del Covid, la pandemia che ha toccato e sta ancora toccando pesantemente la Calabria. Al pronto soccorso continua il via vai di ambulanze, sono 10 i pazienti in attesa di essere trasferiti nei reparti. A dare sollievo all'Annunziata, all'ospedale militare di Vagliolise, dove arriveranno nuovi malati Covid. Oggi in giornata speriamo di avviare, di trasferire altri 2 pazienti. Sono state fatte delle linee guida, dei protocolli clinici che stabiliscono che tipologia di respiratori, in particolare quali parametri respiratori consentono il trasferimento in questo reparto, e quindi andranno in trasferimento in tenda militare in questo reparto, ripeto, dell'Annunziata, medicina Valentini Covid, andranno sia pazienti del pronto soccorso sia pazienti dai reparti. Sta funzionando questo gioco ci si sta detendendo il sistema, perché oggi, come lei diceva poco fa, siamo riusciti, il primario della rianimazione è riuscito a liberare 3 posti di intensiva, altri 3 posti di subintensiva, anche la medicina di Rogliano ha liberato 1 posto, anche la geriatria ha liberato 2 posti, quindi questo gioco dei vasi comunicanti sta funzionando. Nelle corsie del nosocomio Bruzio, conferma il Covid Manager, sono ricoverati non solo anziani. Da qui l'appello ai giovani a rispettare le regole, soprattutto in vista delle festività, al fine di evitare una terza ondata. Bisogna usare le mascherine
evitare di stare troppo vicino l'uni con gli altri, diradare le comitive, assolutamente, perché questo porterà ad una terza ondata, se noi non dobbiamo sciupare quello che abbiamo fino adesso ottenuto. Ci spostiamo invece adesso a Catanzaro, dove il primario di malattie infettive dell'ospedale pugliese Ciaccio invita i giovani anche qui a rispettare le misure anticontagio. In Calabria la situazione sta migliorando, anche lui dice attenti a non sciupare tutto. Un appello affinché i giovani attuino le misure anticontagio giunge dal primario di malattie infettive del pugliese Ciaccio di Catanzaro. Cosco afferma che la situazione in Calabria sta migliorando. Da 2 o 3 giorni ci siamo attestati a 3-4 ricoveri nuovi ogni giorno. Prima erano almeno il doppio come numero da affrontare. Dobbiamo fare in modo che non si sviluppino nuove infezioni. Ciò significa che bisogna rispettare le regole anticontagio per non sciupare i sacrifici fatti fino ad oggi. Quello che abbiamo visto in questa seconda ondata non è stato molto più che quello che abbiamo dovuto affrontare a marzo e aprile. E abbiamo avuto anche parecchi giovani, oltre che persone anziane che purtroppo sono decedute. Però devo dire che l'aggressività è uguale, non è cambiato nulla da parte del virus. Invece adesso il centro Covid nell'ospedale Iannelli di Cetraro non è sicuro, mancano i percorsi dedicati, di promiscuità ha parlato ai nostri microfoni anche il consigliere regionale Giuseppe Aieta, denunciando proprio la nascita di un vero e proprio focolaio. Il Covid entra in corsia a Cetraro, nell'ospedale che da metà novembre ospita pazienti affetti da coronavirus. Il consigliere regionale Giuseppe Aieta, ex sindaco della città del Tirreno, a denunciarlo ai nostri microfoni. Oggi Cetraro registra il primo focolaio all'interno del centro Covid, che era prevedibile, un infermiere, 3 OS che si sono contagiati, perché questa gestione è una gestione dilettantesca. Per gli Iannelli, come si ricorderà, fino a ottobre c'era stato un dietrofront rispetto al centro Covid, poi la situazione è rientrata dopo un sopralluogo effettuato dalla commissaria dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. 30 i posti previsti, resta il problema però dei percorsi non differenziati. Non solo la promiscuità che rende come dire, poco sicura la struttura, ma anche la desertificazione intorno a questo centro Covid che è stato allestito nel cuore dell'ospedale di Cetraro. Ma a fronte di questo c'è una chiara omissione sull'allestimento dei posti di terapia subintensiva, perché Cetraro avrebbe dovuto ospitare 8 posti letto di subintensiva, dei quali il 50% poi nel trascorrere del tempo sarebbero diventati di terapia intensiva. Di questi 8 posti letto non c'è neanche l'ombra, per cui i vertici dell'ASP non solo violano il DCA 91 accrescendo il numero dei posti letto da 10 a 30, ma omettono di allestire quelli che sono previsti, e cioè gli 8 posti letto di subintensivi. Insomma, c'è una inadeguatezza che è totale. Adesso ci spostiamo a Siderno, vediamo qual è la situazione, ce la racconta il nostro corrispondente. Questa è piazza Oreste Sorace, di fronte alla quale sorge la struttura che ha ospitato per tanti anni l'ospedale di Siderno. Ebbene, c'è un comitato che da diverso tempo combatte per la riapertura di questo ospedale. Oggi all'interno della struttura che è dietro questo recinto ci sono dei servizi ambulatoriali che vengono garantiti con molta professionalità, bisogna dire, e anche uffici amministrativi. C'è un terzo piano completamente nuovo e ristrutturato di recente che potrebbe essere addirittura utilizzato come reparto Covid. Intanto, proprio per la riapertura dell'ospedale di Siderno, c'è un comitato che si ritroverà ogni domenica per effettuare un sit-in che sia di sensibilizzazione verso le istituzioni. Nel frattempo, qui nel Regino c'è da fare i conti con il Covid. 4 paesi sono stati dichiarati zona rossa anche su richiesta dei sindaci, come appunto il caso di Platì, dove si sono verificati
100 contagi nelle ultime 48 ore, o almeno sono state verificati 100 contagi nelle ultime 48 ore. Da qui la richiesta. Oltre a Platì ci sono altri 3 paesi, tra i quali Bagnara sulla Costa Viola. L'attenzione è massima, ma si spera di contenere le difficoltà. Parliamo invece adesso di vaccino, perché è stato chiarito il disguido proprio relativo alla partita di vaccini ritirati nella farmacia territoriale dell'ASP di Cosenza. È solo un problema di normale autorizzazione del Ministero della Salute. Ovviamente parliamo del vaccino antinfluenzale. La partita dei vaccini ritirati dalla farmacia territoriale di Rende? È una bufala, una notizia non vera, perché non c'è nessun giallo e nulla che possa creare panico fra i cittadini. A chiarire la vicenda è il dottor Paolo Lombardi, eccolo ai nostri microfoni. Devo confermare l'informazione che molto correttamente è stata data ieri dal servizio farmaceutico dell'ASP di Rende, e cioè a dire che un lotto di vaccino era nell'attesa della definizione del controllo di routine, ripeto, di routine, fa parte della procedura che l'Istituto Superiore di Sanità regolarmente esercita su tutti i lotti di vaccini in termini proprio di controllo della composizione, dell'efficacia e della sicurezza dei lotti di vaccini che vengono messi a disposizione del sistema sanitario nazionale. Questo è quanto è avvenuto. E devo dire è avvenuto, e oggi abbiamo un riscontro positivo della valutazione che è stata fatta dall'Istituto Superiore di Sanità, per come d'altra parte ci attendevamo. Quindi nulla di cui preoccuparsi, la terza fase vaccinale proseguirà regolarmente e sulla qualità del vaccino non vi è alcun problema. Tutti i vaccini, da quelli per l'anno a quelli per i neonatini, vengono sottoposti regolarmente ad uno step ulteriore di controllo da parte di Istituto Superiore di Sanità. Chiamasi controllo prima del rilascio dei lotti. È un'operazione di routine. Parliamo invece adesso di sanità, perché i sindaci chiedono la revisione della rete ospedaliera e la riapertura delle strutture sanitarie chiuse. Continua a rafforzarsi l'azione di protesta dei sindaci per l'immediata revisione della rete ospedaliera con inserimento degli ospedali chiusi e il potenziamento anche delle strutture sanitarie territoriali, capaci di dare risposte ai cittadini anche dal punto di vista della prevenzione. Si sono riuniti nel palazzo della provincia di Cosenza 19 sindaci delle principali città calabresi, già sedi di ospedali o di strutture sanitarie pubbliche depotenziate in questi ultimi 10 anni. Anziché pensare ad ospedali tenda che lasciano il tempo che trovano, sia nella forma sia nel rispetto per l'ammalato, io penso che siano più decorosi investire su queste strutture che attualmente sono chiuse, ma con pochi soldi possono essere riavviati e dare un servizio così civile soprattutto agli ammalati. Io ho portato qui con me oggi il documento che circa un anno fa firmammo al Dipartimento di Tutela della Salute della Regione Calabria, che prevedeva l'attivazione di 70 posti letto su Mormanno, di cui 30 delle RSA mediche, e oggi più che mai c'è la necessità di attivarli di questi posti. Il fatto che ci vengano immediatamente mandati medici ed infermieri e quindi personale medico-sanitario, essendo noi un paese di montagna, il nostro ospedale possa appunto divenire un ospedale di un paese di montagna, e quindi che ci vengano garantiti tutti quei servizi che appunto la legge prevede. Promotori dell'iniziativa i primi cittadini di Cariati, Filomena Greco, e di Acri, Pino Capalbo, alla presenza del presidente Franco Iacucci. Siamo qui per chiedere di vedere garantito il nostro diritto alla salute, quindi siamo qui oggi per decidere quali sono le strategie da portare avanti per fare in modo che i nostri cittadini possano essere considerati cittadini di serie A, così come vengono considerati in altri luoghi, e non più cittadini di serie B. È arrivato il momento per ridiscutere la riorganizzazione anche della rete ospedaliera dei territori. Noi abbiamo bisogno di servizi che raggiungono tutti i cittadini. Il ruolo di questi ospedali, che sono stati chiusi in un modo molto superficiale, secondo me, hanno sicuramente
possono svolgere un ruolo importante. Inoltre la volontà dei sindaci è quella di voler illustrare con urgenza al neocommissario regionale alla sanità Guido Longo il rilancio della sanità, che i sindaci si impegnano a predisporre, chiedendo anche un'immediata revisione del piano sanitario ospedaliero. Vogliamo sì, dottor Longo, una territorializzazione, ma una territorializzazione sana, una territorializzazione vicino ai cittadini. Parliamo invece adesso di un sit-in che si è svolto questa mattina da Mantea, della rete di associazioni che chiedono proprio la realizzazione della Casa della Salute e il potenziamento del poliambulatorio. Chiedono il potenziamento del poliambulatorio di Amantea e la realizzazione della Casa della Salute. Questa mattina il sit-in della rete di associazioni cittadini. Da oltre 20 anni si attende il completamento di questa struttura. Vedete, i lavori sono fermi. I cittadini e le associazioni del comprensorio rivendicano il diritto ad avere sul territorio una sanità pubblica in grado di dare risposte alle esigenze di cura. Sono oltre 35.000 gli utenti per questo poliambulatorio, cifra che raddoppia nel periodo estivo. Noi chiediamo che finalmente si realizzi la Casa della Salute. Il percorso è iniziato anni fa grazie a diversi amici che ci hanno creduto ed oggi finalmente si è arrivato si può dire alla conclusione. Devono darci delle risposte. La Casa della Salute per noi è fondamentale, per noi non solo come Amantea ma come comprensorio. Accanto alle associazioni anche alcuni sindaci del comprensorio. La Casa della Salute di Amantea è importante per Amantea ma soprattutto proprio per il circondario, per i paesi che stanno vicino ad Amantea. Serradillo per esempio dista 45 km dall'ospedale di Paola, altrettanti dall'ospedale di Lamezia e di più da quello di Cosenza. Quindi le persone anziane, le persone con handicap, le persone che vivono dei disagi hanno veramente tanta difficoltà a raggiungere un presidio ospedaliero. Questa struttura, ci dicono, non deve rimanere un'incompiuta. Noi vogliamo il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione che garantisce la salute a tutti i cittadini, non la cura, perché se c'è la prevenzione la cura diminuiscono gli importi e quindi è tutta una catena. Queste cose nostre le abbiamo dette alla Regione Calabria, è stata recepita dall'allora direttore generale ed ci sono le delibere, mi hanno detto che ci sono anche i soldini, non si riesce a capire perché non iniziano i lavori. Parliamo invece adesso di cronaca per lo sfruttamento del lavoro, una misura interdittiva per 2 imprenditori lametini. La Guardia di Finanza ha inoltre eseguito il sequestro preventivo di circa 187.000 euro. Avrebbero sfruttato e minacciato 8 dipendenti, nei guai 2 imprenditori, un 70enne e un 73enne di Pianopoli. I finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno notificato l'applicazione della misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare l'attività e il decreto applicativo della misura del controllo giudiziario dell'attività. Le indagini coordinate dalla Procura di Lamezia hanno consentito di accertare che gli indagati dal 2016 avrebbero impiegato manodopera per lo svolgimento dell'attività di commercio della loro azienda, sottoponendo 8 dipendenti a condizioni di sfruttamento. Le retribuzioni corrisposte erano palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali, avrebbero violato la normativa relativa all'orario di lavoro, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori derivante dall'assenza di ulteriori opportunità occupazionali. Le dipendenti erano assunte e pagate part-time, ma di fatto effettuavano 48-55 ore di lavoro a settimana, compresi anche i giorni festivi, per i quali non sarebbe stata corrisposta alcuna indennità. Inoltre sarebbero state costrette a rinunciare alla metà dei giorni di ferie previsti e alla 14ª mensilità. I 2 imprenditori avrebbero minacciato di licenziarle qualora non avessero accettato tali condizioni. Parliamo invece adesso di scuola perché nel prossimo DPCM ci saranno misure per un graduale rientro a scuola al quale stiamo lavorando in queste ore. Queste sono le parole del ministro Lucia Azzolina proprio all'incontro col forum degli studenti e i coordinatori regionali delle consulte studentesche. A Castrovillari invece è stato inaugurato un nuovo plesso scolastico. Vediamo.
Il sindaco Domenico Lopolita, accompagnato da alcuni assessori e consiglieri comunali, presente il dirigente dell'istituto Giuseppe Antonio Solazzo e qualche docente, ha inaugurato la nuova sede scolastica delle elementari di Via Roma, intitolata al sottotenente di vascello il castrovillarese Vittorio Squillaci, per il quale erano presenti alcuni familiari e il presidente del gruppo dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Cosenza. Si ritorna completa, oltre che ristrutturata, questa scuola, perché finalmente tutti e 3 i piani saranno fruibili. Noi siamo adesso in quella che sarà una sala congressi destinata anche agli spazi per l'attività motore, dei ragazzi, e ritengo che sia veramente un segnale importante in questo periodo ricominciare con una nuova struttura scolastica la scuola, perché da domani le scuole dell'infanzia, la scuola elementare e le scuole medie riprendono. Una vera e propria sfida in questi giorni, più di prima, decisiva per una ripresa che significa futuro e speranza della collettività, che sfida il domani nelle aule per far divenire giovani donne e uomini in grado di affrontare la realtà. La felicità nel ritornare a casa, come ho sempre sostenuto. I locali sono tutti quanti degli spazi a norma, completamente rifatti, spazi ampi, colorati, dove il diritto all'istruzione può essere realizzato. Vediamo invece adesso come hanno chiuso le borse. Seduta contrastata per le borse del vecchio continente, con Wall Street che rifiata dopo il record della seduta precedente. Pfizer ha ricevuto il via libera al proprio vaccino dalle autorità del Regno Unito e a breve dovrebbe cominciare a distribuire le prime dosi. Il focus si sposta nuovamente sul tema degli aiuti fiscali negli USA, dove sono ripresi i colloqui per un nuovo pacchetto di stimoli e la speaker alla Camera, Nancy Pelosi, ha presentato una nuova proposta democratica. Focus anche sulle parole del segretario al Tesoro e sulla seconda parte della testimonianza al Congresso di Jerome Powell, dopo che ieri il presidente della Fed ha invitato alla cautela, ribadendo come l'economia americana resti in uno stato di incertezza. Intanto Biden ha dichiarato che le tariffe contro la Cina non verranno rimosse presto e che la priorità verrà data ai nuovi stimoli. Dall'agenda macroeconomica è giunta la stima ADP sull'occupazione, che ha evidenziato 307.000 nuovi impieghi nel settore privato, inferiore ai 440.000 attesi dal consensus. Così il FTSE MIB di Milano ha chiuso la seduta in calo dello 0,6%, negativo come il DAX di Francoforte a meno 0,5%, chiude invece flat il CAC 40 di Parigi, mentre avanzano l'Ibex 35 di Madrid a più 0,9%, il FTSE 100 di Londra a più 1,2%, i realizzi freddano anche Dow Jones e S&P 500 che viaggiano sulla parità, mentre il Nasdaq viaggia a meno 0,2%. Sul Forex l'euro-dollaro si apprezza ancora a 1,209, mentre il cambio tra il biglietto verde e lo yen si attesta a 104,5. Tra le materie prime accelerano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,8% a 48,3 dollari e il VTI a più 1,9% a 45,3 dollari. Sull'obbligazionario, infine, il BTP Bund si riduce a 115 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,63%. Tornando a Piazza Affari, fra le big cap avanzano i petroliferi Saipem a più 2,6 ed Eni a più 1%, oltre a Moncler a più 1,5 e Amplifon a più 1,1%, mentre arretrano in particolare Banca Generali a meno 3,2%, Unipol a meno 3,1% e Atlantia a meno 2,7%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Dall'immagine del satellite osserviamo l'approssimarsi sul nostro paese di una perturbazione nord-atlantica che apporterà un peggioramento del tempo anche sulla nostra regione. Domani in nottata rovesci sparsi anche temporaleschi sulla fascia ionica e piovaschi su Alto Tirreno. Nubi sparse sulle restanti zone. Poi nel corso della giornata tendenza a generale peggioramento a partire dai settori tirrenici con piogge diffuse e nevicate sulle vette di Pollino, Sila e Aspromonte, a partire rispettivamente da 1300 a 1600 metri di quota. Temperature in diminuzione. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani molto mosso il Tirreno, agitato a tratti molto agitato lo Ionio, venti moderati che vireranno da scirocco a ponente.
Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.